Eccoci insieme, cari telespettatori. Allora, supportati da FNP CISL e anche da un'associazione consumatori, quindi da Adiconsum del Veneto, parliamo di un tema che è molto importante, sta a cuore a tantissime persone, a chi ancora non ha fatto scelte strategiche, ovvero l'entrata nel mercato libero. Parliamo delle energie, non parleremo strettamente legato ai prezzi, però ci potrà essere anche la comprensione di certe dinamiche, perché no? Per farlo abbiamo il piacere di riavere qui con noi, onorevole signore, la vicepresidente di Adiconsum del Veneto, Jacqueline Temporin, grazie di essere qui. E poi abbiamo Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP del Veneto. Grazie segretario di esserci. Grazie a voi. Allora, esordiamo raccontando ai nostri telespettatori una partnership che era importante si attuasse, ma c'è stata, tra FNP, quindi pensionati della CISL, e l'Associazione dei Consumatori, sempre CISL. Che cosa ci racconti un attimo, cosa c'è stato e cosa implica poi? E chiaramente noi abbiamo intuito da tempo che tra le varie emergenze e urgenze che ci sono in questo Paese, una nell'ultimo anno specialmente sono prezzi, tariffe, ma mi viene da dire cambi di contratto, mercato libero, telefonia, le stesse banche, l'energia elettrica e non ultime e non per ultime quelle che poi diventano materie praticamente penali come le truffe. E i nostri anziani, i nostri pensionati, ma le loro famiglie sono soggetti per certi versi deboli, ma certamente quelli interessati. Sono gli utenti del consumerismo classico che c'è nel nostro Paese, dalla spesa di tutti i giorni appunto a quello che dicevo poc'anzi sulle bollette. Abbiamo inteso quindi creare una collaborazione più stretta col nostro Adiconsum, che ricordo è comunque un servizio, un ente della CISL. Perché? Perché dobbiamo noi potenziare nel territorio, nella nostra presenza già peraltro molto attiva, potenziare le conoscenze appunto del consumerismo, per rispondere in prima persona ai nostri anziani e per farci aiutare e filtrare con Adiconsum queste informazioni. Ovviamente loro sono gli esperti, noi siamo quelli che apprendono in un corso di formazione, in vari corsi di formazione sia regionali che territoriali, e posso dire tranquillamente che siamo pronti per partire in tutti i territori del Veneto con le informazioni ancora più capillari del recente passato. Questa collaborazione per noi è importante, ripeto, perché ci aiuterà e aiuterà la nostra gente, ma la cittadinanza, le famiglie dei nostri pensionati, a capire meglio cosa sta succedendo in questo mercato libero citato, ma più in generale anche. E chiudo qui e lascio la parola proprio alla mia collega che è esperta di queste cose, anche su un passaggio che per noi è ancora più importante di intervenire dopo, cioè la prevenzione, capire noi stessi da clienti, da consumatori, che siamo i primi che possono darsi una mano per risparmiare o per fare le scelte migliori. Ecco, passiamo subito la parola anche alla vicepresidente. Volevo solo dare un po' una precisazione per chi ci ascolta. Questa partnership che è stata siglata di recente, questa collaborazione, fa sì che anche voi abbiate, tanto voi quanto l'associazione consumatori, una presenza capillare sul territorio, perché punto di riferimento a questo punto si può anche scusate il gioco di parole, pensare che possa essere la sede Adiconsum di Treviso, faccio l'esempio, però anche l'FNP di Vedelago, che poi in qualche modo rimanda alla collaborazione con l'esperto di Treviso, giusto? Esatto, cioè ha detto benissimo. Noi saremo, come dire, dei rifinitori, dei filtri, sì. Ecco la parola giusta, per i nostri esperti di Adiconsum, quindi la nostra presenza, che è capillare in tutte le sedi anche periferiche, uno che entra da noi potrà avere o una risposta immediata o certamente un indirizzo, un'indicazione o comunque un appuntamento per affrontare, al di là di
quanto grave o quanto importante sia la cosa con l'Adiconsum. L'altra cosa, c'è un invio di aggiornamenti, di rubriche per i consumatori ai vostri iscritti. Siamo riusciti anche qua con i nostri tecnici informatici a mettere insieme qualche decina di migliaia di mail e con la collaborazione appunto con Adiconsum arrivano periodicamente ai nostri iscritti e di conseguenza alle loro famiglie le notizie, le informazioni che già di per sé, e ne vedremo qualcuna anche dopo, sono già abbastanza complete da far sì che il nostro pensionato si renda già conto all'inizio di cosa potrebbe fare. Non da ultimo, però altrettanto importante, l'avete anche già accennato, degli incontri pubblici per far capire insieme all'associazione consumatori che se ne occupa proprio di Consum sul pezzo l'andamento del caro prezzi e quindi anche consigli e suggerimenti, quindi dei momenti di incontro e di confronto come c'è stato questo che ha visto la vostra unione, no? Certo che sì, noi mettiamo insieme sia i nostri pensionati iscritti ma Adiconsum, lo dirà meglio la mia collega, mettono insieme la cittadinanza vera, quindi non necessariamente una stessa filiera di persone, proprio per dare il massimo dell'informazione capillare. Perfetto. Allora, Vicepresidente, andiamo subito a bomba al tema. Mercato libero, quante volte si è detto è arrivato il momento, diamo per scontato a questo punto che siamo arrivati al dunque. Supportati anche dalle slide che avete preparato, che cosa possiamo raccontare? Quindi voi in modo particolare avete detto attenzione perché questo passaggio è importante, in modo particolare per quei clienti che sono più fragili in qualche modo, vulnerabili, giusto? Esatto. Della fine del mercato tutelato se ne parla da anni, siamo arrivati, forse così sembra, al dunque, a meno che non ci sia il colpo di coda da parte del governo che decide una proroga, ma ad oggi la fine del mercato tutelato è siglata per quanto riguarda il gas all'inizio di gennaio del 2024, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica con aprile 2024. Dobbiamo fare però una distinzione ancora, perché non molti hanno ancora presente che cosa sia il mercato tutelato e che cosa sia il mercato libero, e quindi c'è il problema che molte persone ancora, le persone vulnerabili soprattutto, non hanno ben inteso sostanzialmente chi sono. Esatto, quello che sia questo passaggio. Il mercato di maggior tutela è quel mercato in cui l'energia, il costo del gas e della luce, dell'energia elettrica, è siglato ed è determinato dall'ARERA, che è l'Authority per l'energia. Mentre il mercato libero, a differenza del mercato libero, in cui il mercato, il costo dell'energia e del gas è praticamente siglato da chi vende l'energia, quindi dal gestore del contratto. Per cui c'è la possibilità per chi sceglie il mercato tutelato di avere un'offerta che magari corrisponde alle proprie esigenze e magari un prezzo che è leggermente più basso rispetto a quello del mercato tutelato. La cosa importante è che nel mercato tutelato il costo dell'energia, che è siglato dall'ARERA, cambia mensilmente per quanto riguarda il gas, trimestralmente per quanto riguarda l'energia elettrica, ed è riferito al PUN nazionale, quindi ha un'oscillazione del mercato che riguarda e che cambia in base all'oscillazione che ha il costo dell'energia nel mercato. Con la fine del mercato tutelato le persone e diciamo gli utenti non vulnerabili passeranno alla tutela graduale. Che cosa significa? Che se non scelgono nel mercato libero, non fanno una scelta, avranno la tutela graduale, ossia un contratto di tipo placet, sempre con un prezzo unico che è nazionale, che è variabile. Le persone invece vulnerabili, e per persone vulnerabili, gli utenti vulnerabili sono gli ultimi 75 anni. Infatti rivediamo anche prima che ci sono i soggetti con disabilità ex 104. Gli ultimi 75 anni, i soggetti con disabilità articolo 3 della legge 104, le persone che hanno dei bonus sociali o comunque chi ha un'abitazione d'emergenza possono passare praticamente direttamente alla tutela di maggiore vulnerabilità.
Quindi vediamo la slide successiva. Esatto, alla maggiore vulnerabilità, per cui è un passaggio graduale verso il mercato tutelato, il mercato libero, per dare la possibilità a chi non ha ancora scelto, e sono 9 milioni di italiani, di poter scegliere con consapevolezza una compagnia nel mercato libero che più si adatti alle proprie esigenze e scegliere un'offerta più adatta al modo, al consumo che hanno dell'energia quotidianamente. È un problema, cioè è una questione ancora annosa, nel senso che ancora non vi è tanta chiarezza, ma forse anche da parte del governo, perché ancora non essendoci persone che hanno scelto questo passaggio, quindi 9 milioni sono ancora veramente tante, il governo deciderà forse una proroga entro la fine di ottobre. Quindi finché non ci sarà una risposta definitiva, il passaggio è siglato per queste 2 date. Che cosa è bene stare attenti? Qui sto pensando, facendo riferimento appunto alle FNP maggiori di 75 anni in questo momento. Per quanto riguarda il passaggio, esatto. Allora, sicuramente alla scelta che dovranno effettuare per quanto riguarda il mercato libero, all'offerta che possono avere, quindi al consumo che fanno dell'energia quotidianamente, al tipo di fascia da scegliere, perché naturalmente una persona che è in casa H24 dovrà scegliere una fascia monoraria piuttosto che una bioraria. Le fasce monorarie sono quelle fasce che hanno il costo dell'energia che è costante nell'arco di tutta la giornata e quindi giustamente è un'opzione per chi l'energia la consuma in maniera costante nell'arco di tutta la giornata. La fascia bioraria invece è quella fascia per cui il costo dell'energia ha un costo minore per quanto riguarda le fasce serali, quindi dalle 19 alle 7 del mattino, e per il fine settimana, per quindi i giorni feriali, per cui chi utilizza l'energia in queste fasce della giornata e ha un utilizzo maggiore in determinate fasce deve scegliere comunque una fascia che corrisponde all'utilizzo che ne fa. Però volevo chiedere, al di là di controllare questi aspetti che sono importantissimi, ci sono tantissime offerte dalle varie compagnie private. Sì. E dietro un vantaggio magari di tariffa ci sono stati dei costi fissi, che sono molto alti. Infatti la cosa da tenere in considerazione quando gli si propone un'offerta, non guardate solo ed esclusivamente il costo dell'energia, ma i costi vivi dell'azienda, perché gli oneri di sistema sono praticamente gli stessi in tutte le fatturazioni e in tutte le compagnie, ma la spesa è diversa da compagnia a compagnia. Infatti le compagnie del mercato libero è su questo che praticamente rincarano il costo della fattura, sulle spese di gestione del contratto. E quindi bisogna fare molta attenzione, come anche bisogna fare attenzione nel momento in cui si sceglie un'offerta al fatto che l'offerta non ha un tempo indeterminato, bensì un tempo determinato. Sappiate che le offerte sono sempre a tempo determinato, solitamente dai 12 ai 18 mesi. Un'altra cosa da poter chiedere nel momento in cui si sceglie il passaggio al mercato libero e quindi l'offerta è avere la scheda di confrontabilità dei prezzi. È un diritto dell'utente, del cittadino, chiedere. Quindi cosa deve chiedere? La scheda di confrontabilità, dove ci sono... È importante, ricordiamoci. Esatto, ci sono praticamente, vengono confrontate le varie offerte. Chi non avesse la possibilità comunque di rivolgersi a un'associazione o comunque direttamente al gestore può tramite il portale di ARERA cercare comunque un operatore che è nella propria città di residenza e avrà la lista di tutte le eventuali fornitori che forniscono l'energia con tutte le offerte, e anche qui con il portale offerte ci sarà la scheda di confrontabilità delle varie offerte dei vari gestori. Questo è importante. Voi tra l'altro, vediamo magari anche una slide successiva, avete sottolineato un altro aspetto, di valutare la buona reputazione. Esatto, valutate sempre la buona reputazione. Esatto. Magari non ci pensa e magari ti dice: ma cosa vuol dire la buona reputazione? La buona reputazione dell'azienda? Allora,
considerate il fatto che di aziende ve ne sono moltissime, soprattutto da quando è nato il mercato libero, sono proliferate tantissime aziende del mercato libero. Controllate che queste aziende prima di tutto abbiano degli sportelli fisici al cui fa riferimento, per cui se io ho una criticità nella fattura o un dubbio, ho sempre un'interfaccia fisica da poter, con la quale potermi confrontare. Diversamente, se la compagnia non ha uno sportello fisico di riferimento, io dovrò rivolgermi telefonicamente o a mezzo mail, e sai benissimo che magari alcune informazioni possono essere comunque mal interpretate, per cui potrebbero nascere delle criticità e delle problematiche poi riguardo all'offerta o alla fatturazione. Quindi controllate l'azienda, da quanto l'azienda è nel mercato, i tipi di contratti che vende, fra virgolette, i tipi di offerte che ha. E quindi a questo punto venire da voi come associazione consumatori, venire oppure da dalla voi, sede da noi, dell'FNP, esatto, per farsi fare una esatto, io lo dico valutazione. sempre, lo sai benissimo, tutte le volte che sono stata qui. La nostra missione non è solo quella di risolvere il problema nel momento gli in errori cui quando questi ci sono, ma che per carità ci sta, nel momento che c'è il problema noi ci siamo e il problem solving c'è, ma è proprio quello di guidare l'utente a un consumerismo responsabile, a diventare anche responsabile di quello che sceglie, ad essere lungimirante nella scelta che fa per il futuro, e questa è la nostra missione. Vero è che quando si presenta il problema noi ci siamo, certo, però insegnare a utilizzare in questo caso l'energia, ad essere lungimiranti nella scelta dell'offerta, a capire che cosa scegliere in base all'utilizzo che ne fa dell'energia o del gas. Questo è altrettanto importante. Poi ci sono extra interessanti, sconti per controllo caldaia, buoni che poi vengono palesati, ci sono delle compagnie, porta dentro un altro cliente, un amico, eccetera eccetera. Questi possono essere capestro oppure sono cose vere? Allora no, ci sono aziende che propongono queste offerte che sono interessanti, alcuni bonus. C'erano delle aziende, ad esempio un'azienda anche molto grossa, di cui non faccio nomi, che nel momento in cui c'è stato il passaggio al mercato libero con le famose le offerte dual, quindi luce e gas, offriva per invogliare, insomma, per mantenere anche la clientela e fidelizzare il cliente, delle offerte che erano buone e dei bonus che erano molto buoni, come ad esempio per un anno il pagamento del canone RAI veniva effettuato direttamente dall'azienda, come sconto veniva scontato direttamente dall'azienda e pagato dall'azienda. Naturalmente guardate che le aziende siano delle aziende serie nel mercato da anni e non aziende che sono nate ultimamente, che quindi sono nel mercato da pochissimo tempo. Assolutamente. Poi anche il pagamento, le modalità di pagamento sono importanti. Le modalità di pagamento sono importanti perché la domiciliazione bancaria evita dei costi che sono in surplus in fattura. Pagate, una cosa che raccomandiamo sempre, il pagamento delle fatture effettuatelo entro i termini di pagamento di scadenza, perché pagarla in ritardo anche di pochi giorni, nelle fatture successive verranno calcolati le more. Se vengono inviati dei solleciti di pagamento tramite raccomandata, ve li troverete nelle fatture successive addebitati e vi assicuro che i costi vanno dalle 15 ai 25 euro a sollecito, quindi sono tutti costi che poi incidono in fatturazione e sono molto elevati. Quindi non tralasciare di pagare. Non tralasciare, siate sempre molto precisi. Se avete la domiciliazione bancaria il problema non sussiste, anche perché molto spesso l'utente mi dice sì, l'ho pagata in ritardo, ma non per mio volere, perché magari la fattura mi è arrivata tardi. Per cui scegliete la domiciliazione bancaria, è sicura, viene pagata per tempo, la fattura poi arriva a casa, controllatela comunque, perché è giusto controllare la fattura, è giusto controllare che vi siano delle spese che siano riportate, che siano corrette, però il pagamento è bene effettuarlo sempre nei termini. Se la compagnia che si sceglie poi dovesse avere dei problemi economici, dovesse chiudere, cambiare, eccetera, che cosa succede? Allora, nel momento in cui ci sono delle compagnie che debbano chiudere, comunque falliscono, ARERA in default switcherà l'utente, cioè trasporterà l'utente ad una compagnia, in questo caso della maggior tutela, o prima della maggior tutela, poi la trasferirà in tutela graduale oppure ad un'altra compagnia. Non si resta scoperti? Non si resta scoperti, anche bisogna, attenzione, nel passaggio dal mercato tutelato
lato al mercato libero, chi non avesse scelto non rimane scoperto. L'erogazione del gas e della luce elettrica è comunque garantita, assolutamente. E l'altra cosa che può essere invece magari rischiosa per cioè che molte persone non riescono a organizzarsi bene, se uno fa il passaggio perché gli conviene di più in base alle sue valutazioni, col gas da una parte, con l'energia elettrica dall'altra, che cosa implica? Cioè sceglie due compagnie, no, non implica nulla, cioè bisogna fare attenzione a chi si sceglie e quindi ai passaggi, non succederà assolutamente nulla. Infatti. Ci sono delle compagnie che offrono i contratti dual, cioè il contratto in cui vi è sia la luce che il gas, che sono dei contratti che hanno delle offerte molto vantaggiose, perché naturalmente l'azienda per fidelizzare il cliente, per ottenere il cliente, farà sicuramente una scontistica diversa rispetto ad altre che magari hanno solo la corrente elettrica o il gas. Ma questo non implica niente, come non implica niente il fatto che magari uno possa cambiare anche ogni mese il contratto. Quindi una volta scelto, se non si dovesse trovare bene per varie ragioni, può tranquillamente cambiare, lo sa che però per il passaggio da una compagnia all'altra solitamente per lo switch ci vogliono 90 giorni, per cui lo switch non è così veloce come la scelta dell'offerta, ci vogliono solitamente, la transizione ci vogliono 90 giorni. Dai 60 ai 90 giorni. È successo in passato, speriamo che non si verifichi, però può succedere, la persona non è in grado di pagare, appunto non paga, eccetera, viene staccata. Viene depotenziato, staccata. Allora, prima di essere staccati, se non potete pagare la fattura, se non ce la fate, venite in associazione. Chiederemo tramite un reclamo, una richiesta, magari di il frazionamento, la dilazione della fattura, in modo tale che riusciate a pagarla magari in maniera rateale, ma non evitate di per la fattura. Perché bisogna sempre ribadirlo questo aspetto. Bisogna ribadirlo, anche perché le compagnie prima di staccarvi o di depotenziarvi inviano dei solleciti di pagamento. Un primo sollecito, un secondo sollecito, se questi solleciti non vengono comunque considerati, invia la chiusura del contratto. Allora, prima di arrivare a quello, perché poi considera anche dei costi, ci sono dei costi. Per riaprirlo assolutamente. Certo, sia per chiuderlo che per riaprirlo. Venite in associazione, rivolgetevi a noi, chiederemo magari la rateizzazione della fattura nei modi e nei tempi più confacenti sia all'utente che alla compagnia, perché naturalmente non si possono chiedere rate, un numero esoso di rate, però naturalmente la compagnia viene incontro, perché in questo momento storico ed economico, sociale molto difficile, anche le compagnie si rendono conto che comunque i costi sono talmente elevati che le famiglie fanno veramente fatica. Assolutamente. A proposito di costi elevati, per cercare di contenere i costi, dopo aver fatto le valutazioni, se restare con quell'operatore, per alla fin fine una persona, soprattutto le persone anziane, questo è anche importante, hanno delle determinate abitudini, a volte sane, a volte insane. Allora, cosa possiamo suggerire? Non solo le persone anziane. No, non solo, no, io dico, siccome appunto forse le persone anziane sono ancora molto più scrupolose rispetto alla è verissimo, è vero. Sono quelle che anzi dicono ai propri figli e nipoti fai attenzione perché hanno memoria di tempi difficili. Comunque per tutti, allora, che tipo di comportamenti a volte si attuano e che sono nocivi per la salute del portafoglio e quindi delle bollette? Sì, allora lo sapete benissimo che ci sono degli elettrodomestici che hanno un consumo elevatissimo di elettricità, per cui in base alla fascia oraria che voi avete usate determinati elettrodomestici. Il ferro da stiro, che consuma tantissimo, usatelo nella fascia in cui avete il costo dell'energia più basso, così anche la lavatrice, la lavastoviglie. Non utilizzate le lavatrici e le lavastoviglie con un carico che è praticamente ridotto, cercate di utilizzarli nel momento in cui il carico è a pieno e quindi sfruttate anche questa opzione. Tenete gli elettrodomestici scostati dalla parete di determinati centimetri, perché questo non favorisce il surriscaldamento dell'elettrodomestico, per cui anche il frigorifero eviterà di accendersi e di spegnersi in continuazione. Così anche la caldaia, ponetela in un posto che sia lontano da una temperatura molto elevata, in modo tale che la caldaia abbia sempre una pressione, una temperatura costante e non si accenda e si spenga in continuazione
manutenzione, perché questo accendersi e spegnersi è un surplus di energia, perché sono elettrodomestici energivori, come noi li vediamo. Infatti questa è la finestra della luce. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda il gas. Eccolo qua, abbiamo che a volte ci si dimentica, c'è la manutenzione della caldaia, che deve essere sempre annuale, mi raccomando. Controllate sempre la caldaia, controllate la pressione della caldaia. Lo sapete che la manutenzione va fatta annualmente. Un'altra cosa che noi consigliamo sempre, anche per quanto riguarda i contatori misuratori dell'energia elettrica, controllateli mensilmente, perché possono avere delle criticità. Così anche i misuratori del gas possono avere delle problematiche, per cui magari ce ne rendiamo conto soprattutto quando in fattura arrivano i conguagli, per cui ci rendiamo conto che magari il misuratore aveva un difetto e sono stati misurati e calcolati degli importi che non corrispondono effettivamente poi al consumo effettivo che è stato effettuato dell'energia. Per cui controllate i misuratori, fate una foto e controllatelo con la fattura, in modo tale che se nel futuro dovessero esserci dei problemi abbiamo magari un pregresso senza chiederlo direttamente al distributore, perché poi dovremmo far intervenire il distributore per avere le misure degli anni precedenti e vedere se effettivamente c'è stato un problema nei misuratori. Quindi comportatevi come un padre di famiglia, anche con i vostri elettrodomestici e con tutto ciò che riguarda la casa e gli impianti. Poi appunto controllare o sostituire gli infissi, chi può farlo, perché purtroppo c'è un grande dispendita di calore. La manutenzione e anche il controllo dei termosifoni, che a volte devono essere sfiatati adesso che si inizia la stagione, e in genere verificare anche gli ecobonus. Anche gli ecobonus, perché ci sono gli ecobonus che cambiano, che variano, quindi se si ha la possibilità di usufruire di un ecobonus vi sono tutte le caratteristiche per poterlo fare, accedete anche agli ecobonus. Conviene aspettare il passaggio al mercato libero a questo punto, aspettare la data fatidica, o è meglio muoversi prima? Allora, noi consigliamo di muoversi prima, perché non sapendo se effettivamente poi ci sarà una proroga è meglio muoversi prima. Sappiate che nel mercato comunque di vulnerabilità e di tutela graduale ci si resta comunque 3 anni, per un arco di 3 anni. Per cui nell'arco di 3 anni c'è la possibilità di poter scegliere e quindi di valutare e di vagliare poi l'offerta. Se uno è in un mercato di vulnerabilità ex 104, deve dirlo, deve scriverlo? Allora, in teoria non serve, perché l'azienda sa già chi è vulnerabile e chi non lo è. Però per chi ritiene di far parte di questa categoria e di rientrare con tutte le caratteristiche in questa categoria, vi è un'autocertificazione da compilare e da inviare alla propria azienda, per cui può rientrare poi nel servizio di vulnerabilità. Perfetto, vediamo anche l'ultima slide che ci dà i riferimenti appunto per quanto riguarda Adiconsum. Eccolo qua, il numero di telefono per quel che riguarda Adiconsum Veneto, però ci sono tante sedi presenti sul territorio. Abbiamo le sedi capillari in tutta la provincia di Venezia e nel Veneto, per cui sia Venezia, Padova e Rovigo, Treviso Belluno, Vicenza e Verona. Per cui le sedi sono queste a livello provinciale. E poi ci sono le sedi dell'FNP CISL. Le stesse sedi, siamo tutti all'interno della CISL, per cui siamo a livello capillare in tutto il Veneto. La collaborazione c'è stata e continuerà ad esserci, perché è un trasferimento non solo di nozioni, ma anche proprio è un lavoro che abbiamo fatto in sinergia, in computazione, proprio per riuscire ad essere presenti a 360 gradi e di riuscire a dare in maniera costante, veloce, proprio delle risposte a tutte le persone che si rivolgono ai nostri sportelli di FNP, e questo è il lavoro che noi vogliamo portare avanti. Una battuta di chiusura, segretario. No, sono contento, posso dire così oggi, perché dal punto di vista delle conoscenze tecniche vediamo che siamo insuperabili, e io sono contento perché finalmente abbiamo dato gambe a questa collaborazione che permetterà, ripeto, a noi di rispondere ai nostri pensionati e alle loro famiglie in maniera capillare con degli esperti.
Come si è visto oggi abbiamo parlato di 2 delle tante materie, ma ricordo telefonia, banche, carrelli della spesa, sono le questioni di tutti i giorni e tutti i giorni ci investono, è il caso di dirla così, e ci siamo attrezzati e siamo attrezzati per rispondere, per aiutare, chiudendo sapendo che la prevenzione, come diceva la mia collega, è la migliore delle cure. E allora non lasciate tempo al tempo, se avete dei dubbi, perplessità, fatevi supportare, aiutare, consigliare, piuttosto che dopo dover rincorrere. Per carità, per rincorrere comunque sono sempre delle lepri preparate di coso anche a farlo. Io vi ringrazio i nostri ospiti, Giancarlo Pegoraro, segretario regionale FNP del Veneto, Jacqueline Temporin, presidente Adiconsum di Venezia, vicepresidente regionale. Grazie a voi di averci seguito, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie dell'invito.